Donne, sicuramente tante, con la loro forza e la loro fragilità, sfidano i canoni della tradizionale bellezza da passerella, alcune con visi paffuti, altre quasi scarne, tutte sofisticate, esprimono un'eleganza che ricorda Tamara dell'Empicca, colli che fanno rivivere Modigliani e volti nutriti alla Botero, in una sintesi personale ed equilibrata. Sono le donne di Teresa Lo Nobile, che ieri ha inaugurato a Real Monte la sua mostra. L'artista ha un passato da costumista che permea fortemente i suoi lavori. Colpiscono le posizioni tutte centrali delle protagoniste, agghindate con vistosi gioielli, imponente trucco sugli occhi che, nonostante bassi e spesso volutamente inespressivi, finiscono per attirare l'attenzione di chi osserva, stimolando domande e riflessioni. E poi è un trionfo di piume, turbanti, fiori tra i capelli, pizzi che attraverso sapienti sfumature e un uso del colore pulito e competente disegnano attraverso la mano dell'artista angoli di vita, fissano esperienze, ripercorrono tempo che si trasforma in storie. Un'esaltazione della donna, una donna interpretata dai suoi occhi che comunque a tratti ricorda Botero, ad altri Modigliani. Ecco, qual è il senso di questo suo messaggio pittorico? Diciamo che è vero che, che queste donne rappresentano un po' la sintesi di tutti questi pittori, perché sono stata, in ogni artista c'è sempre una contaminazione. Tutti i quadri, per esempio, che ho visto, che mi hanno colpito, poi alla fine io sintetizzo sulle mie tele. È questo che, diciamo, queste donne che sono così tutte agghindate, piene di gioielli, piene di orecchini, sono sempre le donne che io ho voluto rappresentare, e diciamo per certi versi ci sono riuscita. E ci sono anche altre opere che io diciamo che aspiro pure a ad una mostra che sia più completa e evidenzia tutto quello che ho fatto io perché non è solo questo, non è solo la pittura che mi interessa la scultura, mi interessano i costumi, la moda. Infatti ho realizzato tante cose nella mia vita, facevo la costumista nel piccolo teatro pirandelliano, ho fatto abiti da sposa, tutto questo è rappresentato in sintesi nei miei quadri. Alla fine ho voluto rappresentarli sulle tele, tutte le mie esperienze.